All'alba è scattato il blitz della polizia. Le auto sono andate a prelevare 5 minorenni accusati di omicidio, concorso in omicidio e per 3 di loro anche rapina aggravata. Per tutti è scattata l'ordinanza di misura cautelare e sono stati accompagnati in comunità dislocate fra Veneto, Campania e Calabria. Sale dunque il numero dei giovanissimi a cui è stata afflitta la misura restrittiva per la brutale aggressione terminata in omicidio di Francesco Favaretto, il 22enne picchiato e ferito gravemente il 12 dicembre 2024 nel cuore di Treviso. Il giovane, portato d'urgenza in ospedale, morì poco dopo a causa dei colpi ricevuti anche con dei cocci di bottiglia. Le indagini svolte nell'immediatezza dalla squadra mobile di Treviso, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso e della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori, aveva consentito di raccogliere numerosi elementi di prova sul coinvolgimento di 10 indagati. Poco dopo il delitto, in carcere finirono 2 maggiorenni ed un minorenne, quest'ultimo difeso dall'avvocato Fabio Crea assieme ad uno dei maggiorenni. La cosa che mi sorprende e che porrò immediatamente all'attenzione del giudice delle indagini preliminari è la circostanza che, alcuni dei minori, che io ritengo per le indagini, già espletate e concluse nei confronti del minorenne, essere pienamente coinvolti nell'omicidio del Favaretto, siano stati collocati in comunità piuttosto che come il minore che io difendo con la massima misura custodiale. Processo già avviato per il minorenne in questione. Siamo nel corso dell'udienza preliminare dove il giudice, su mia richiesta, ha ritenuto di procedere ad una perizia per la valutazione della maturità del ragazzo, del quindicenne, operazioni peritali che sono iniziate proprio nella giornata di ieri. Quindi su questo ci sarà la necessità di attendere l'esito delle operazioni peritali, il processo è stato rinviato a ottobre. Ora la nuova svolta. Il proseguo dell'attività investigativa ha permesso di chiarire ulteriormente le diverse responsabilità, determinando quindi l'autorità giudiziaria ad emettere ulteriori ordinanze cautelari. 5 ragazzi italiani di seconda generazione, 4 tra i 16 e i 17 anni ed un minorenne al momento dei fatti ed oggi maggiorenne sono stati arrestati. Si tratta di 3 ragazzi e 2 giovanissime. Dei 10 coinvolti rimangono indagati altri 2 per i quali non è scattata per ora alcuna misura. Un delitto maturato in un ambiente di degrado, un'aggressione a scopo di rapina.